Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento settimanale del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già il titolo della trasmissione, avete già capito chi è l'ospite di questa puntata. È davvero un onore per averlo con noi questa sera, perché ci dirà tante cose inerenti ovviamente a questa pandemia che ha colpito il mondo intero. Lui è il professor Andrea Crisanti. Buonasera professore, Buonasera, grazie, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda Ospedaleria di Padova. Come va? Tutto bene? Ah, sì, tutto bene, io sto bene, ma la cosa più importante è anche che il personale è motivato e soddisfatto del lavoro fatto. Insomma. No, poi questa è una trasmissione dove parleremo a 360 gradi. Allora facciamo così, prima di iniziare andiamo a conoscerlo bene e andiamo a vedere la scheda del professor Crisanti. Andiamo a vederla. Andrea Crisanti nasce a Roma il 14 settembre 1954. Nel 1979 si laurea in medicina presso l'Università La Sapienza di Roma con il punteggio di 110 e lode. Dopo aver lavorato come medico interno al Policlinico Gemelli, dal 1983 svolge il dottorato di ricerca presso l'Istituto di Immunologia di Basilea. In seguito presta servizio presso il reparto di biologia molecolare dell'Università di Heidelberg in Germania, dove rimane fino al 1989. Dopo un'altra esperienza lavorativa in Italia al Policlinico Umberto I, dal 1994 si trasferisce in Inghilterra e più precisamente all'Imperial College di Londra, dove ottiene una cattedra come docente e parallelamente continua la sua attività di ricerca. In particolare si fa conoscere per i suoi studi sulla malaria mediante lo sviluppo di zanzare geneticamente modificate. Grazie al suo lavoro è stato per la prima volta possibile bloccare la capacità riproduttiva di un organismo complesso in laboratorio. A partire dal 2001 insegna microbiologia al corso di laurea in medicina dell'Università di Perugia e si distingue per la pubblicazione di oltre un centinaio di contributi su riviste scientifiche internazionali. Nel 2019 ottiene la cattedra sempre di microbiologia all'Università di Padova, ma è negli ultimi mesi, con lo scoppio della pandemia, che si fa conoscere al grande pubblico. Tra il 20 e il 21 febbraio è in volo per l'Australia per partecipare ad un meeting, quando riceve le notizie dei primi ricoveri a Schiavonia. Sbarcato a Melbourne, riparte subito per Venezia. Da quel momento in poi il suo contributo è decisivo, soprattutto nel focolaio di Vo, dove la mappatura completa della popolazione permette di scovare i positivi asintomatici e contenere la diffusione dei contagi. Un ruolo fondamentale che il 5 maggio gli vale il riconoscimento del sigillo della città di Padova, consegnatogli dal sindaco Giordani. Sposato con Nicoletta, medico a Londra, ha un figlio, Giulio, studente di fisica presso la prestigiosa Università di Cambridge. Mica male, Grazie. Non è proprio male, vero professore? Mi sembra una vita proprio trascorsa tra soprattutto gli studi per conoscere la materia in maniera più approfondita, e mi sembra che sia riuscita molto bene la cosa. Sì, guardi, riguardando quello che ha fatto vedere mi sono rivenuti in mente alcuni episodi interessanti della mia vita. Tipo? Ma guardi, dunque, io dopo la laurea in medicina ero animato veramente dall'idea di fare il clinico, perché mi piaceva moltissimo la medicina interna, l'ematologia, e così avevo fatto diverse domande a scuole di specializzazione e non mi ha preso nessuno. Come mai? Ma guardi, penso che probabilmente non avevo i geni giusti, sa. Mia mamma era un'impiegata d'ospedale e all'epoca i posti di specializzazione erano in qualche modo riservati in qualche modo a persone che erano molto vicine ai cattedratici. Io, sebbene avessi quasi tutti i 30 lode, non mi hanno preso. Allora sa che ho fatto? Ho preso e ho scritto a 300 università americane. A 300? 300, sì, all'epoca mi ricordo tutti i francobolli, non c'erano indirizzi, non c'era nessuno strumento informatico. Poi ho fatto l'esame d'abilitazione per gli Stati Uniti, che è un esame difficilissimo, l'ho passato e quindi sarei dovuto andare in America. Poi ho conosciuto mia moglie non voleva andare in America e allora ho preso e ho scritto al direttore dell'Istituto di Immunologia di Basilea, che era tra altre cose un premio Nobel per la medicina. Gli ho preso e gli ho mandato
il certificato degli esami e basta, e questo l'ha preso, e così è iniziata la mia... L'ha voluta fortemente, cioè significa che nella vita se uno vuole ottiene. Sì, ecco, guardi, se c'è una cosa che ho imparato è che se uno trova un ostacolo bisogna avere la determinazione di superarlo, cioè bisogna trovare un'alternativa. Nonostante tutte le difficoltà. Certo, sì, ecco, questa è in qualche modo anche la cosa che mi ha un po' caratterizzato. Senta, Ecco, io professore... ai miei collaboratori la prima cosa che gli ho detto a Padova è: sembro una persona mite, ma io non mi arrendo mai, ecco. Si arrabbia quindi? No, non mi arrabbio, ma non mi arrendo mai. È un po' mite, dai, se non Sì, si sì, arrabbia. mite, però non mi arrabbio. Non mi arrabbio. Senta, questa è una puntata, ovviamente parleremo a 360 gradi, parleremo ovviamente della pandemia, parleremo di tutte le vicissitudini di quello che è successo anche sul nostro territorio. Lei poi scrivo delle interviste un po'... Ma guardi, io sono, come dire, un po'... lei potrebbe raccontare tante cose, invece perché televisivamente... Guardi, lo faccio mio malgrado, anzi forse è una reazione alla mia timidezza, no? Quella di essere un po' diretto, un po' schietto, di cercare di rompere un po' il ghiaccio, no? Forse lo faccio per me stesso più che altro. E quindi proprio, ma in effetti dentro non lo è, perché oggi in questo periodo poi molti suoi colleghi, ne conosciamo, sono andati in tutte le televisioni, sono fatti vedere, sono diventati diciamo i personaggi del momento. Le è piaciuta questa cosa qui, che molti suoi colleghi siano diventati personaggi, o l'ha trovato un po' esagerato? Ma guardi, io non do giudizi, poi alla fine se sono diventati personaggi è perché piacevano al pubblico, quello che conta, guardi, io non è che mi metto a fare un giudizio morale meno, che quello che importa è se uno poi, nonostante diciamo, la notorietà, mantiene un'integrità di giudizio, ecco, questa è la cosa più importante, e non si fa influenzare da niente. Guardi, io personalmente non mi sono mai segnato a Facebook, Instagram, Telegram, guarda, non leggo nulla di questa roba, sa perché? Perché non mi voglio far influenzare, perché uno può essere in qualche modo o blandito o intimidito e in qualche modo perde la spontaneità. E quindi, lei ha scelto proprio di non... Sì, l'ho scelto, guardi, diciamo, non l'avevo fatto prima, poi a maggior ragione non l'ho fatto dopo, proprio perché... per questa ragione qui. Senta professore, lei nasce in una delle più belle, forse la più bella città del mondo, mia. e poi va a lavorare a Londra, che sicuramente come clima non è delle migliori, viene in Veneto, viene a Padova, che è una bellissima città, ma il clima della pianura padana è un po', lascia desiderare. Non le manca Roma? Ah, tantissimo, Roma è magica, guardi, cioè, mi emoziono pensando a Roma. Ai tramonti, ai colori, al Ponentino, a tutta la città, a queste meraviglie barocche che si schiudono quando uno passeggia nel centro come scenari di quinte di teatro, cioè io ce l'ho nel cuore Roma. E quindi ci ritornerà prima o poi, oppure il lavoro lo costringe? Ma guardi, io ogni tanto ci torno a Roma, ho i miei affetti, la famiglia di mia moglie, insomma, quindi è una città che io adoro. Ecco. Senta, il suo lavoro ha tenuto anche lontano la famiglia un po', no? Non le è dispiaciuto questo? Ma in questi 3 mesi, sì. 4 mesi, sì, io praticamente sì, non ho visto mia moglie per 4 mesi, perché lei stava a Londra e mio figlio pure stava a Londra, e quindi mio figlio mi ha raggiunto 2 settimane fa e guardi, mia moglie è arrivata venerdì scorso e poi parte domenica. E quindi... Insomma, no, certo, però ecco, guardi, poi ci sentivamo in continuazione, poi ecco, diciamo, questi nuovi mezzi di comunicazione digitale sicuramente hanno aiutato, ti aiutano un po', molto, sì. Ecco, stiamo vedendo proprio le sue immagini nelle conferenze stampe. Senta, invece ritorniamo, com'è oggi questo maledetto virus che tanto preoccupa il mondo intero e ritorna anche un po' a preoccupare? Com'è la situazione ad oggi? Guardi, secondo me bisogna fare 2 analisi di 2 scenari differenti. Uno come pandemia. E a livello di pandemia siamo in una situazione sicuramente peggiore di quella di cui eravamo 3-4 mesi fa. Lei consideri che siamo passati da 4.000 casi più o meno ristretti alla Cina a 250.000 casi, leggevo ieri, su tutti i continenti, con situazioni drammatiche in India, Bangladesh, Brasile e anche gli Stati Uniti. Quindi, e poi sono tutti paesi caratterizzati dal punto di vista interessante, ci stavo riflettendo, da una grossissima fascia di persone che non hanno accesso al sistema sanitario. Quindi sicuramente
l'epidemia ha messo in crisi e ha svelato le fragilità di economie e di situazioni politiche in cui c'era una grossa fascia della popolazione non protetta dal sistema sanitario pubblico, diciamo Certo. così. Ecco, quindi diciamo, dal punto di vista della pandemia stiamo sicuramente in una situazione peggiore e sicuramente l'Italia non è in una bolla. Ecco, però dal punto di vista Italia, ecco, io penso che sicuramente siamo in una fase in cui raccogliamo i frutti di questo sforzo collettivo che abbiamo fatto con questo lockdown, che ci è costato l'11% del PIL, leggevo proprio l'altro giorno. Ecco, volendo monetizzare sono circa 160 miliardi, ecco, questo è stato l'investimento che abbiamo fatto. Ecco, secondo me, ecco, dobbiamo guardarlo in questi termini. Noi abbiamo investito 160 miliardi di salute pubblica e ce la dobbiamo conservare. Ecco, come ce la dobbiamo conservare? Cercando di reagire tempestivamente a tutti i focolai, eliminare la trasmissione là dove si manifesta e questo per quanto riguarda la situazione esterna e poi proteggerci dall'esterno. Io ho sempre sostenuto che bisognava introdurre delle misure di controllo estremamente rigorose per i viaggi dall'estero, in modo particolare dalle regioni in cui l'epidemia è ancora in fase esponenziale. Ci sono gli strumenti e vanno adeguati. Guardi l'episodio dell'aeroplano che veniva da Bangladesh, ne è una manifestazione tipica. Su 250 passeggeri, quant'erano? 25 positivi? 25. Che tutti o quasi tutti avrebbero passato il controllo e il test della temperatura. Ecco, questo ci deve far riflettere. Deve essere preso come un episodio. Lei in effetti dice che la temperatura non è Allora non la facciamo, oppure diciamo sì la facciamo ma serve a poco, dobbiamo fare qualcos'altro, no? Perché altrimenti si fa come abbiamo fatto con la Cina, blocchiamo i voli, misuriamo la temperatura e le persone entrano ugualmente infette e diffondono la malattia. Allora è chiaro che bisogna, a mio avviso, fare più attenzione alla possibilità di reintrodurla da fuori, perché è veramente un pericolo reale. Senta, professore, arriva questo virus e ovviamente il comitato scientifico, che è stato quello che ha deciso poi la strategia per uscirne fuori, vincente o meno, poi me lo dirà lei se è stata vincente o no, ha impiegato del tempo per prendere decisioni e una delle motivazioni che venivano dette ovviamente è un virus conosciuto, è un virus che bisogna conoscerlo, è un virus che tant'è che all'inizio la mascherina non serve a nulla, è una leggera influenza, passerà, non passerà e sa benissimo che lei tante cose sono dette. La domanda che mi sono posto io, nel 1300 quando è arrivata la peste a Venezia, quella volta hanno detto beh, mettiamo gli uomini in un'isola, le barche in un'altra isola, li chiudiamo lì 40 giorni, noi medici ci mettiamo il becco per tenerci lontani. Erano già bravi a quel periodo e meno bravi ora a capire la situazione o perché ci è voluto del tempo per prendere delle decisioni al giorno d'oggi, professore? Ma guardi, io penso perché non era tantissimo tempo che l'Italia e anche l'Europa non affrontava un problema di un'epidemia. Guardi, in Italia tutte le persone che ci hanno tirato fuori dal tifo, dal colera e dalla malaria purtroppo si sono spente intorno agli anni 60, quindi, e queste conoscenze non sono state poi trasmesse a nuove generazioni, quindi non si è investito in sanità pubblica nel modo giusto. Ecco, è stata una branca della medicina che è stata sicuramente trascurata e quindi abbiamo affrontato questa epidemia senza le conoscenze giuste. Ora si parla dei virologi e si è fatto appello al virologo, ma il virologo in genere studia aspetti particolari della biologia del virus, studia le molecole, come le cellule entrano, eventualmente si può interessare di terapia. Un conto è questo studio e un conto è l'epidemia. L'epidemia di fatto è indifferente che se la causa un virus o un batterio, perché per controllare un'epidemia ci vogliono delle conoscenze di sociologia, ci vogliono delle conoscenze di matematica, ci vogliono delle conoscenze anche di microbiologia, ma il problema è diverso, perché un conto è curare una persona, un conto è curare una società, sono due cose diverse. Ci vogliono quindi, come ho detto, conoscenze di genetica, di evoluzione,
competenze completamente diverse. Ecco, guardi, io da questo punto di vista sono stato in qualche modo avvantaggiato, perché giustamente lei ha fatto vedere nel filmato che mi sono occupato di malaria. Ecco, quindi la malaria è una malattia epidemica gravissima che colpisce paesi con poche risorse, quindi potenzialmente anche impreparati. E quindi, diciamo, questa situazione le ho viste da vicino per 30 anni. E in qualche modo tutte le conoscenze che ho accumulato mi hanno risuonato immediatamente di fronte a questa situazione. Forse anche per questo che ai primi di gennaio ho indotto l'azienda ospedaliera a preparare tutti i presidi per fare le diagnosi, perché quando si è creato il focolaio di Po ho realizzato che era una situazione epidemiologica unica per capire quello che stava succedendo. Quindi io di fatto non mi sono molto interessato al virus, come entra in una cellula o quali sono i meccanismi. Mi sono più interessato agli aspetti dinamici della trasmissione, quali sono i meccanismi che permettono al virus di trasmettersi, cosa possiamo fare noi per bloccarlo. Ecco, l'ho visto da un punto di vista completamente diverso. Strategico per salvare le vite umane, per salvare anche soprattutto le persone a non essere infettate. Insomma, mi sembra che il suo compito, quello che lei ci tiene particolarmente, è di dire: fermi tutti, io vi dico come fare per cercare di espandere questo virus, o sbaglio? Per bloccare l'espansione, certo, sì, esatto. E quindi poi chiaramente quando come lei ha fatto vedere, io stavo in aereo andando verso l'Australia, questo congresso. Fortunatamente c'era il wifi sull'aereo, quindi mi hanno immediatamente informato della situazione e mi ricordo, perché c'ho ancora tutti i messaggi, e la prima cosa che ho detto è: ho chiesto a tutti quanti di prendere informazioni su tutte le persone che erano positive, perché volevo capire che cosa stesse succedendo, in modo particolare volevo capire se avevo sintomi, volevo capire qual era la catena di trasmissione, la tracciabilità e così via. Poi quando sono tornato ci siamo immediatamente resi conto che c'era il 40% di asintomatici, e allora lì abbiamo pensato che lo strumento, il tampone, cioè la diagnosi, per fare diagnosi poteva essere utilizzato per fare sorveglianza. Qual è la differenza tra diagnosi e sorveglianza? Che la diagnosi di fatto è un processo passivo, arriva la persona malata da te con dei sintomi e tu verifichi in qualche modo la tua ipotesi, cioè se quella persona è infettata con quel particolare virus, e fai la diagnosi. La sorveglianza è completamente diversa, perché tu te lo vai a cercare il malato, te lo vai a cercare tra la cerchia di parenti, amici, vicini di casa o colleghi di lavoro che potenzialmente hanno trasmesso alla persona che si è presentata davanti a te. Se tu intercetti questa persona, di fatto impedisci a questui di trasmettere ad altri. Tanto più che sembra che questa malattia, come è stato per la SARS e anche per altre malattie da coronavirus, sia in qualche modo trasmessa da poche persone che ne infettano tantissime. Quindi a maggior ragione la sorveglianza attiva ha un impatto, ed è quello che poi in qualche modo abbiamo applicato in tutto in Veneto, ma in particolare con più efficacia sicuramente a Padova, che è la provincia del Veneto che ha avuto meno casi di tutti. Esatto, anche lo stesso ospedale. Ma senta professore, il fatto stesso che lei dice, noi abbiamo cercato che questo virus non venga trasmesso ad altre persone. Oggi questa possibilità, allora ci vengono a dire che con l'estate diminuisce la potenza del virus, mi dica se è vero o no, perché così tranquillizziamo anche i telespettatori, o il virus rimane invariato anche con il caldo o con il freddo aumenta o con l'umido aumenta. Mi racconti un attimino in questo momento, e soprattutto oggi una delle cose più importanti che venivano dette era che una volta le aziende ospedaliere, le sale operatorie, scusami, le terapie intensive non erano preparate a ricevere chi aveva questo virus, oggi invece c'è più tranquillità perché quantomeno siamo un po' tutti preparati. È tutto vero questo? Allora, dunque, sicuramente c'è molto di vero in quello che lei ha detto. Per quanto riguarda la malattia, bisogna capire che questa malattia si trasmette da una persona all'altra per via aerea, cioè praticamente parlando, tossendo o starnutendo vengono emesse queste micro goccioline che hanno il virus. Allora, io sono una persona che... Mi scusi se la interrompo, solo così viene trasmesso, oppure guardi, anche dicevano negli oggetti? Certo, perché queste si depositano poi sugli oggetti chiaramente, oppure io posso avere le mani contaminate e posso toccare un oggetto, posso toccare un'altra persona sicuramente, no? Ora però, io che non sono
che sono infetto, trasmetto il virus a un'altra persona. Ora, questa persona può o meno ammalarsi a seconda della quantità di virus che gli trasmetto da una parte. L'altra è la genetica del virus e l'altra è la genetica della persona, va bene? Ci sono questi tre componenti, va bene? Allora, però a parità delle altre due componenti, cioè della genetica del virus e della genetica della persona, se trasmetto meno virus esiste la probabilità che questa persona non si ammali. Mi scusi. Ed è quello che sta accadendo adesso. La interrompo maleducatamente perché è importante, poi dimentico la domanda. Nel momento, perché poi è anche interessante, in questo passaggio è importante la salute della persona che può ricevere o meno il virus. Cioè, mi dico, se io sono un soggetto debole e queste tre certo, ipotesi sì, che lei ha detto colpiscono con più facilità il mio corpo. Guardi, dipende, guardi, mi faccia rispondere a questa cosa dopo, perché certo, è un altro argomento a parte. Comunque, diciamo, a parità di genetica del virus e di genetica della persona, diciamo, la quantità di virus ha un impatto sulla probabilità che questa persona sviluppi la malattia. Quindi se questa persona viene a contatto con poco virus, cioè quella che è poca carica virale, che si chiama così, la persona infettata ha il tempo di montare le difese contro il virus. Quindi noi stiamo esattamente in questa situazione in questo momento, perché ci sono poche persone infette, queste poche persone infette hanno una carica virale bassa, utilizziamo le mascherine, utilizziamo il distanziamento sociale, siamo favoriti dalle condizioni climatiche che con il caldo queste goccioline si disidratano rapidamente e quindi inattivano il virus, e quindi stiamo in una situazione in cui trasmettiamo poco virus. Va bene? Quindi se trasmettiamo poco virus, la persona che si infetta in genere sviluppa una infezione cosiddetta asintomatica o poco sintomatica, quindi sicuramente è vero che ci sono pochi casi che si manifestano all'attenzione del medico o dei reparti e ci sono pochi casi che vanno in terapia intensiva, però ce ne sono. Noi a Padova abbiamo 8 casi ricoverati e un caso in terapia intensiva, che sono state tutte persone ammesse in ospedale negli ultimi giorni, quindi non è una regola assoluta. Dico questo perché il virus ancora circola, ecco, questo sicuramente è vero, circola, la maggior parte delle persone in questo momento, quelle infette, hanno una malattia asintomatica, diciamo così, o poco sintomatica, quindi sicuramente quello che lei dice è corretto. Allo stesso tempo noi vediamo però situazioni completamente opposte, come per esempio quello del mattatoio tedesco, dove ci sta sovraffollamento di persone, non utilizzano misure di protezione, basse temperature ed alta umidità relativa, tutte condizioni che invece favoriscono la trasmissione. Quindi ecco, si va da un opposto all'altro, ecco, per poter dare visivamente proprio i due opposti, va bene? Certo. Rimaniamo, perché devo chiedere per dopo la pubblicità tante altre cose molto interessanti, soprattutto se ovviamente in questo periodo il virus è ancora nella soglia di pericolosità che era all'inizio, oppure da oggi in avanti il cittadino può rimanere un po' più tranquillo, e se sì come? Subito dopo la pubblicità, rimanete con noi tra poco.